Chi su chimbanta, 9%, sa Sardegna est esa e 8 in sa classifica desa regiones italianas prosa pinniche separada. Este de 9 puntos percentuale supra sa media nazionale belle a su doppio rispetto a sa satera regione de su sud, che hanno una pinniche separada che non supera ta su 28,9%. Sordator de sa pinniche separada in Sardegna lo sa daus costumanzanos assessore regionale a s'ambiente Donatella Spano e s'accattano in sa relata regionale supra sarga urbana fatta da sezione di su catastu de sarga de Sarpas in collaborazione con s'assessorau e sos osservatorios provinciales de sarga. Mancari non siata arribada su 65% previdiu desa normativa nazionale, s'assessore Spano è scontento de su risultato desa Sardegna, che la curzia ta sa regione pur virtudosas che assimila a Romagna e a sa Lombardia. Veneto e Trentino sono primas in classifica che in su 64,6%. De sos comunes pur virtudosos de s'isula, mescamente minores e medioso, bindichi canacolau su 70% de sa pinnichi separada, mentre se sono 93 cussos chi canacolau su 63%. Nugoro, secondo os datos che si poden leggere in su sito de Nuoro Ambiente chi gesti su servizio, in Natale 2014 ha aiato una pinniche separata de su 64,3%. Sanda la cominciata este de sicuro virtudosa, naus assessore Spano, ma depimus arribare a su 65% de sa pinniche separata e frunire prus impiantos prus recupero de energia e materia. Sa relata completa l'hanno pubblicare in custardiese in sul sito istituzionale de sa regione. Un atto de coraggio doveroso a su Consiglio regionale, promezzorare e cacabare su designo de legge che in tutto è necessario procolare desas paragolas a sorfattos concretos in favore desas impresas minores e medias sardas a che tramudan a sos profettor de vilieras economia reale de su territorio. Estes appello fatto a sa politica regionale da Pierpaolo Tilocca, su presidente regionale Nobu de Sance, sa socio nazionale costruttores edilese, eletto in Sardiescoladas. S'imprenditore, 43 anni de Burgos, este espressione de Sance Nugoresu. Depimus rappresentare sos bisonzos de su comparto intregu e apprettare sa politica regionale a ponnere in sas cosas urgentes e de vachere s'approvazione de su piano prosadommo, mancari cussu compartiu propostu pro sa prima volta in storia sarda de su comparto dai tottu su sistema edile, finzas a cooperativu e finzas che in so sindacaoso, iscrivete in una nota su presidente Tilocca che ammenta sa politica regionale che su settore edile mandata dennantisi s'economia sarda. Un addobbio in Roma entre su sottosegretario del Ministero del Sviluppo Economico Claudio De Vincenti e su governatore Francesco Pigliaru pros avvertenzia Alcoa, deciso custumanzano a sa capo desa riunione intre una delegazione sindacale de Alcoa e su capo del gabinetto desa presidenza desa regione Filippo Spano. Una delegazione de sos traballadores e Alcoa ta presidiau su Palato de Viale Trento in Casteddu, sede desa giunta regionale. Sa richiesta, nana sa segreterias territoriales de FSM, FIOM, WILM e CUB de sus ulcis iglesiente, este chi Pigliaru apprettete su governo centrale a definire sas quistiones de importu sutta postas a sa Glencore e compartias dai Alcoa e governo. Son rappresentantes sindacales hanno pediu a sa giunta regionale de mantenere impinnu picau in su presidente Pigliaru de mantenere un confronto costante per poter dare novas a sos traballadores e chi oramai dai deche meses mantenere un presidio indennantir de sos cancellos de stabilimentu, chircande de gestire situazioni dilicas chi pertoccano a persones e chi non resessini a biere un venidore definiu. Sos sindacaus hanno vinzarsi in zalausa mancata manutenzione oramai dai 3 mesi de sos impiantos de stabilimentu e si dia sichiregoi di attessere sempre più difficile allo storrare a ponnere in mottu impresse. In sa 7 giornata de torrada, de su girone G de Serie D, Salupa Castelli ha vinto 2-1 in sa Strea e come este a 9 punti de distanza da seconda in classifica, sa Viterbese, che in Bezzese ha pareggiato 2-2 in su Budoni.
Terzo in classifica Barrata Susan Cesario, che ha perduto in sostiamare. Sue battori in campionato, chi come este pezzi a 2 punti di distanza. Arzi a tasso quinto posto Zarzachena, che ha vinto a s'ultimo momento in su Terracina. Si virma tasa corsa de Suvondi, chi ha pustisi de 7 vinchi da sinfilappare, ha perduto 2 annuda che in su Palestrina, chi domenica ta giocare che in su Nugoro. Su Nugoro invece si deppia accontentare di un punto in su campo des Aprilia, come este a 3 puntos dai sosi spareggioso. Manca una partita armedas a Sacabbu, des Ascalese, Sese, de pettelar de peioccare in su quadriviu. Solbia ha vinto 3-1 che in Sanzio Lavinio, Cinzia e Isola Liria pareggiao che in Zarettese, mentre su Selargius ha perdiu Kimbe annuda che in Susora. Sa star Solar Nugoro sanno chi veni pure a tagliocare in sa massima serie de pallamano femminile. Sa nugoresa s'allenada de Roberto Deiana di Fattisi hanno pareggiato in su campo di su Casalgrande Padana che in su punteggio di 23-23. Un risultato che annanto a sua esandada, uve sa star Solar ha vinto che in su risultato di 30-24 ha permesso a Gomez e a sa scumpanza de festeggiare per essere salvata, cosa che in principio di stagione non fiti scontata. Sa star Solar ha ta poderosa gara, ghieda da esa Gomez, chi ha tavattu prus puntoso, ha tancausa prima frazione che in su punteggio de doichi a decche, in sa ripresa su Mattessi. A Nudder va sia sa tostorronia des rivales per recuperare su risultato. Sa Emiliana sa procolare su turno de piana vincere a su manco che in 3 retter de scartu. Su risultato ha regalau a San Nugoresa un'altra stagione in sa massima serie de pallamano femminile, come però sa star Solar depete giocare sa finale de sosi spareggioso pro su quinto posto de sa classifica generale che in sa Riosto Ferrara che ha vinto che in su dosso buono ultimo in classifica.